Aperta nel 1986, esaurita nel giro di un anno, la discarica di Masarole ha accumulato rifiuti indifferenziati in un periodo in cui la cultura del riciclo era ben lontana dal diventare una buona abitudine. Qui arrivarono anche rifiuti solidi urbani da Padova. Questo spiega perché l'impianto venne esaurito in poco tempo. Ora, vicino alla discarica, sorge una ricicleria comunale ben organizzata, mentre all'interno sono iniziati i lavori. L'intervento prevede, appunto, oggi hanno iniziato a togliere gli alberi, poi verrà tolta la copertura che c'è adesso appunto alla discarica e verrà rifatta una copertura impermeabile in grado appunto di evitare che la pioggia entri in contatto con i rifiuti che sono nascosti sotto. L'intervento è partito da qualche giorno e sarà realizzato a tappe forzate entro qualche mese. 1,5 milioni di euro quindi per mettere un grande coperchio sull'area di 20.000 metri quadri di quella che in passato era stata una cava. L'intervento, che bloccherà la discesa di sostanze inquinanti verso le falde, sarà di grande beneficio anche per i comuni attorno a Sernaglia. L'espansione sottoterra degli inquinanti potrebbe generare gravi ripercussioni anche nel territorio che sta a valle, soprattutto nella direzione della falda, e noi speriamo che l'intervento sia veramente risolutivo e che più avanti non ci siano altre situazioni così importanti da un punto di vista ambientale.